la pedemontana pordenonese come le Highlands della Scozia. Questa qui non vuole saperne. Ah, ecco. Dai, con quel culone. Togliti, ragazze, state a destra e non spingete. Dai, in fila indiana. Questa è la roccia chiamata la Feda, cioè la pecora. Purtroppo siamo avvolti dalle nubi oggi. Peccato, perché questo era il punto più panoramico. Siamo arrivati in questo posto che è storico, se non leggendario. Leggendario, esatto. Siamo alla cosiddetta Busa del Jazz, il nome già fa capire molto, se non tutto. Esatto, che qua troviamo ghiaccio anche nei periodi estivi, quindi anche come quest'oggi che siamo a luglio, troviamo ghiaccio, ogni tanto c'erano le stalattiti. E i vecchi pastori venivano qua appunto d'estate a recuperare il ghiaccio per poter fare il burro, per esempio, o addirittura per poter conservare le derrate alimentari in vista della stagione estiva. Insomma. In pratica è una cavità che è una sorta di inghiottitoio. Sì, le caratteristiche delle nostre montagne che sono di struttura carsica, quindi abbiamo una roccia friabile che con l'acqua comunque viene scolpita e lavorata dall'acqua quando piove, e questo è uno dei risultati del lavoro di millenni di acqua. In pratica questa cella è una cella frigorifera naturale. Esatto. La neve scende, riempie completamente questa cavità. Esatto, poi con l'avvento della stagione calda tende a sciogliersi, però rimane sempre una temperatura, diciamo, che oscilla tra meno 3 e più 3, ogni tanto qualche picco anche a più 8, più 8, però la media, diciamo, è questa.